La vetrina del negozio di occhiali di Velta con il blocco di pietra in via San Fermo a Padova, il furto nella pizzeria vicina hanno allarmato i commercianti del centro storico della città che dopo questi due episodi, a distanza di 2 giorni uno dall'altro, hanno incontrato il questore Marco Dorisio. Abbiamo chiesto il pattugliamento del centro storico, del territorio, in maniera un po' più stringente, e qui il questore ci ha rassicurato perché insomma ci ha fornito dei numeri abbastanza incoraggianti. Ci sono delle pattuglie diciamo sufficienti che presidiano appunto non solo il centro storico ma tutto il comune di Padova. Ecco, adesso stiamo valutando e anzi ci siamo rivolti ai tecnici perché vorremmo come dire, collegare direttamente i nostri sistemi d'allarme con la centrale operativa della questura. I commercianti hanno chiesto anche di estendere la zona rossa nelle ore notturne in centro storico. Abbiamo chiesto l'estensione eventualmente della zona rossa durante l'orario notturno, che questo insomma, potrebbe essere un ulteriore deterrente. L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina, parlando di sicurezza durante il bilancio di fine anno, non vede nella zona rossa la soluzione. Non vuol dire che in zona rossa non succede niente, assolutamente no, ci sono dei controlli che vengono fatti in tutta la città. Poi, ripeto, devo tornare da dove sono partito, se pensiamo che ci sia una pattuglia dei vigili piuttosto che della polizia, piuttosto che dei carabinieri o della Guardia di Finanza in ogni via di Padova, insomma, stiamo sognando, ecco, da questo punto di vista. Sono persone che stanno facendo di tutto per cercare di assicurare la sicurezza. I commercianti, dopo aver scritto alla soprintendenza, chiedono il via libera al posizionamento delle serrande anche per chi ha il negozio in palazzi storici sottoposti a vincolo. Stiamo diciamo, attendendo una risposta ufficiale. Abbiamo dato anche la mail per avere appunto il regolamento e per cercare di capire se anche noi possiamo installare delle serrande. Nel frattempo, il prossimo 27 dicembre è previsto un incontro con il prefetto. In quella sede, ecco, cercheremo appunto di chiedere se il prefetto si farà portavoce, potrà farsi portavoce di chiedere un incremento appunto delle forze di polizia, un incremento delle risorse a livello direttamente governativo.